Avvocato Fabrizio Fillì, a lei la parola. Con la tecnologia. Ok. Ringrazio il dottor Sommariva, ha già anticipato dei concetti molto importanti per comprendere il tema. Io prima di affrontare la norma giuridica vorrei riprendere questi concetti. Effettivamente il contratto di rete ha un obiettivo principale, un obiettivo che è pensato per l'impresa italiana, se vogliamo, quello di aumentare la competitività senza pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei singoli enti. Questo è un motivo di fondo che ha ispirato il legislatore nel 2009 quando ha dettato la norma e che poi negli anni successivi è stata modificata, dimostrando un grande interesse del legislatore appunto per migliorare questo strumento, perché ispirato alla nostra rete produttiva. Vediamo la norma stessa allora. Vi dicevo, è un articolo molto, diciamo, scarno inizialmente, poi si è riempito di contenuti, però per comprendere che cos'è il contratto di rete dobbiamo pensare a un contratto di collaborazione tra imprenditori, quindi uno strumento contrattuale, non stiamo parlando di un nuovo ente, non stiamo parlando di un consorzio, non stiamo obbligando le imprese a fare fusione e acquisizione, è un contratto di collaborazione in Sta base al quale. arrivando e prendendo posto in prima fila il ministro Massimo Brai. Grazie Ministro, grazie di essere con noi. Ah, ecco, vedo anche il vicepresidente della Giunta, Sergio Bolzonello. Grazie. Oltre al padrone di casa e al padrone, al presidente della Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia. Dicevo, la forza di questo contratto appunto è quello di aiutare le imprese a realizzare quella massa critica per aumentare la propria competitività, senza però perdere la propria indipendenza. E se leggiamo la norma capiamo subito. È un contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità competitiva e innovativa attraverso un contratto, attraverso un programma comune. Questo è il cuore. Quando pensiamo al contratto di rete dobbiamo pensare a più imprenditori che si guardano e definiscono un programma insieme. Per fare cosa? E anche qui noteremo differenze già accennate dal dottor Somaria. Col programma comune il loro obiettivo è quello di collaborare in forme e ambiti predeterminati nell'ambito delle proprie imprese. Stiamo parlando quindi di concetti estremamente ampi. Sono concetti che fuoriescono, se vogliamo, dal rigore giuridico normale. Stiamo dicendo agli imprenditori potete trovare qualunque forma di collaborazione per cercare di aumentare la vostra capacità innovativa. La norma è stata pensata proprio per lasciare agli imprenditori autoregolamentazione. Il contratto non è un contratto che trova una normativa nel codice civile che stabilisce quali sono gli organi, stabilisce degli ordini, delle maggioranze. Gli imprenditori sono liberi di definire le proprie regole. Quindi per collaborare in forme e ambiti predeterminati, per scambiarsi informazioni o prestazioni, o per esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. So di non avere molto tempo, per cui cercherò di toccare qualche punto. Allora, innanzitutto, gli imprenditori. Il contratto di rete è rivolto agli imprenditori, devono essere quindi soggetti che esercitano imprese che sono iscritti al registro di imprese, ne sono esclusi quindi dal contratto di rete gli enti pubblici, i professionisti, eccetera. Alcuni dati del settore turistico già anticipati. Effettivamente in Italia siamo quasi arrivati a 1000 contratti ed è stata una crescita molto veloce negli ultimi tempi. Nel turismo, questi sono i dati pubblicati a marzo 2013, quello che ho rinvenuto. 19 reti con più di 233 imprese, questo è un dato interessante perché le reti nel turismo, questo dovrebbe aiutarvi anche a comprendere se può essere un interesse, sono reti che coinvolgono molte imprese. In media in Italia le reti di imprese sono composte da 2-5 imprese, nel turismo la media è molto più alta, superiore di 10 imprese. Si sente cioè la necessità di fare una rete multidisciplinare, multiterritoriale, per cercare di unire più enti di diversa estrazione. Cosa deve contenere il contratto di rete? Vi dicevo, è scarno, però una causa giuridica ce l'ha. Deve indicare quelli che sono gli obiettivi strategici. Questo è il grande sforzo che le imprese per aggregarsi devono fare, individuare gli obiettivi strategici. E devono essere obiettivi che innalzano la capacità competitiva o la capacità innovativa delle imprese. Di nuovo, concetti che per un imprenditore sono forse più facili da comprendere anche per un avvocato. Nel contratto vanno definiti. Pensando al turismo potrebbe essere l'obiettivo è quello di guadagnare un nuovo mercato del turismo, partecipare, creare un nuovo ufficio marketing comune a più enti, oppure aggregare
soggetti del turismo di diversa provenienza, appunto, il turismo enologico piuttosto che delle ville e residenza d'epoca, piuttosto che del mare. Ci sono molti esempi, ripeto, che potrebbero essere fatti. Nel contratto impresa l'importante è che, nel contratto di rete, scusate, che siano definiti, che siano obiettivi strategici comuni a tutte le imprese e che favoriscano quell'innalzamento della capacità competitiva, che vuol dire aumentare la qualità del prodotto. L'ha detto giustamente il dottor Sonaria, pensando al turismo bisogna portare il prodotto ad un livello più alto e questo deve essere espresso nel contratto di rete. Ancora qualche dato preso dalle statistiche di rete impresa. Le reti di impresa nel turismo in Italia hanno 3 driver competitivi. 3, cioè sono gli obiettivi strategici: il marketing, il territorio, valorizzazione del territorio quindi, e l'agriturismo. Questi sono i 3 driver che statisticamente hanno maggiormente portato a portare l'impresa a fare rete. L'oggetto, vi dicevo, scambio di informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecniche e tecnologiche. Effettivamente un contratto di rete può esistere anche solo per uno scambio di informazioni sulla clientela, sui mercati, sui numeri, sugli obiettivi, sugli altri paesi. Potrebbe esserci un contratto quindi che ha solo questa finalità. I contratti più importanti sono quelli invece che portano ad una vera collaborazione, una collaborazione che porta alla rete a presentarsi sul mercato, quindi in forme e ambiti predeterminati. E all'interno del contratto andranno stabiliti i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante, perché d'accordo che non è una nuova società, non è un consorzio, ma è un contratto, quindi ha un'efficacia giuridica obbligatoria. Gli imprenditori si impegnano con un atto di lealtà e di fiducia, mi piace dire, nel contratto di rete, prevedendo obblighi e diritti reciproci. Qualche esempio è stato inserito, ma potrebbero essere molti di più ovviamente. Commercializzazione e marketing comuni, definizione di un marchio, scambio di clienti, perché no? Nel turismo potrebbe essere facile immaginare un overbooking su certe aree che viene spostato poi su altri settori. Ma le idee, ripeto, a un tavolo di imprenditori vengono poi quando si comincia a discutere di quali potrebbero essere gli oggetti. Il fondo patrimoniale comune è un altro elemento importante del contratto di rete, è un elemento eventuale, non è obbligatorio, però il fondo patrimoniale dobbiamo pensare a una dotazione patrimoniale che le imprese mettono nell'ambito del contratto di rete, prevedono magari anche di integrare, che però garantisce una cosa importante giuridicamente, garantisce l'autonomia patrimoniale del contratto di rete. Quindi il fondo patrimoniale dà un'autonomia patrimoniale. Il soggetto che opera per il contratto di rete, se opera per realizzare il programma di rete, porta all'assunzione di obbligazioni che dovranno essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, non con la responsabilità diretta del patrimonio dei singoli imprenditori. Questo è un aspetto importante perché il contratto di rete è uno strumento contrattuale, in un caso può diventare anche soggetto giuridico, ma anche se resta contratto garantisce questa autonomia patrimoniale. Molto piena di contenuti questa diapositiva. Un fondo patrimoniale e un organo comune possono permettere di acquisire la soggettività giuridica. Se mi permettete, questa non è la vera finalità del contratto di rete. Qui sì si creerebbe una sovrapposizione forse col consorzio e con altri enti. Però è una possibilità. Limita la responsabilità patrimoniale. Quindi con un fondo patrimoniale abbiamo detto che le obbligazioni assunte trovano soddisfacimento nel fondo patrimoniale, i creditori dei singoli imprenditori uniti in rete non possono aggredire quel patrimonio, quindi è garantito, né può essere chiesta la separazione. E comporta alcuni oneri, chiamiamolo così, però naturali ovviamente quando ci si mette insieme, ad adottare una situazione patrimoniale a garanzia della trasparenza nei confronti dei terzi e altre forme. L'organo comune, ho quasi finito, spero di... Se è quasi finito va benissimo. Va bene, lo so io. L'organo comune, un altro elemento eventuale, come il fondo patrimoniale, abbiamo detto quello è un elemento eventuale, in teoria potrebbe non esserci il fondo patrimoniale, non ve l'ho detto. In teoria le imprese potrebbero unirsi in rete, non contribuire con delle dazioni di denaro immediato e decidere di gestire la rete, ad esempio, con dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi in cui tutti contribuiscono in base alla propria dimensione, a parametri che vanno definiti ovviamente nel contratto, come si è contribuito alla rete o a chi ne ha tratto più vantaggio. Tutto da scrivere, questo è anche il pregio di questo strumento contrattuale. L'altro elemento eventuale, ma è quasi innato nei contratti di rete, ci deve essere un organo comune, io dico, cioè un soggetto che rappresenta questo contratto di rete. Un soggetto che in nome e per conto dei partecipanti appunto esegue il contratto singole fasi di esso. Soggetto quindi che si presenta sul mercato col nome della rete e consente alle imprese della rete di sviluppare anche il proprio mercato.
può rappresentarle, nel senso che gli è stato dato un mandato per rappresentanza, per cui stipula un contratto, trova dei clienti, ci sono dei clienti, questi ottengono subito un effetto giuridico di avere un contatto anche con le imprese rettiste, oppure anche senza rappresentanza. Si può dire all'organo comune di operare in questo termine, cioè rappresentare l'ente inteso come nome, fatto salvo che dopo le singole imprese, l'agenzia turistica piuttosto che l'albergo, poi contratta direttamente col cliente nuovo contattato. Faccio degli esempi per cercare di trasmettere questa diversa nozione, non è facile. Però ecco, sono tutte possibilità aperte nel contratto di rete. L'organo comune può essere un'impresa della rete, può essere una persona fisica scelta nell'ambito delle reti, può essere anche una persona giuridica esterna, ci sono anche qui molte possibilità. Ovviamente la scelta di far operare come mandatario con rappresentanza o senza rappresentanza l'organo comune ha degli effetti fiscali che dopo vedremo. La forma del contratto di rete, ci si spaventa sempre in genere. Gli oneri legati all'apertura di un contratto di rete non sono così alti, in genere quando ci si aggrega e si pensa a una vera aggregazione dai consorzi alle nuove società ci sono oneri importanti. Il contratto di rete invece è stato pensato per essere snello anche in questo. Può essere costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche con un atto firmato digitalmente, scrittura firmata digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione. Dopodiché, fatto questo, è sufficiente l'iscrizione del contratto di rete nel registro imprese di ciascun partecipante e la rete è nata. La rete può già operare sul mercato. Quali sono i vantaggi? Ho voluto fare una diapositiva finale, anche se torneranno questi concetti, però mi piace rappresentarla. Promuovere l'innovazione, la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la collaborazione in prospettiva di crescita. Questo è un elemento sfidante per l'imprenditore medio italiano. Qui ci si deve mettere in gioco, cooperare, realizzare una forma di cooperazione flessibile, questa è la sua forza anche, che permette di coniugare indipendenza e autonomia delle imprese, ma superare contemporaneamente i limiti della piccola impresa. Ci sono obiettivi che soltanto unendo più imprese piccole possono essere realizzate. È un modello giuridico adattabile e flessibile, vi ho detto, si scrive su misura questa volta il contratto di rete, non è una società, una formula societaria, un consortile che è nata nel nostro ordinamento e bisogna adeguarsi ad essa. Consente di dividere e diversificare i rischi e selezionare i propri partner. Non stiamo facendo una società, ripeto, si entra nel contratto di rete, si può anche uscire dal contratto di rete, permette di studiarsi, di annusarsi, mi piace anche dire. È un fidanzamento qualcuno. È un fidanzamento, ma decido anche le regole del fidanzamento nel contratto di rete, può essere più o meno stretto. Destinatario di agevolazioni fiscali non è un consorzio, appunto. Il consorzio, la definizione è un'organizzazione comune per svolgere fasi delle proprie imprese. Il contratto di rete ha una portata di più ampio respiro. Il contratto di rete non serve per realizzare singole fasi e non crea un'organizzazione comune. Si è liberi, si è indipendenti come imprenditori e si può scegliere di continuare a lavorare come si lavorava prima, ma contemporaneamente avere a fianco un contratto di rete con altri imprenditori per realizzare nuovi obiettivi. Quindi è molto diverso il consorzio ed è diverso da l'ATI. L'ATI nasce per realizzare un fine specifico, partecipare ad una gara tipicamente quando non si ne ha limiti. Il contratto di rete ha un obiettivo strategico, è una struttura, è una forma di organizzazione per obiettivi di lungo termine. Avrei finito, ce l'ho fatta.